E è vero, per esempio io sono tifoso del Genoa e nelle pubblicità che mi escono sui siti internet, se vado su un sito di calcio e mi esce la maglia della Sampdoria, a me dà noia, ok? Se mi esce la maglia del Genoa perché c'è un algoritmo stupido che studia i miei comportamenti e sa che leggo le notizie del Genoa, può farmi piacere. Purtroppo però non è solo su queste sciocchezze che questi algoritmi vanno ad agire. Ci sono quindi tecnologie di cui noi non ci rendiamo conto, ma di cui stiamo diventando schiavi e vittime. Stiamo dando dati a degli sconosciuti e questi sconosciuti li stanno usando senza dirci come fanno. L'algoritmo di ricerca di Google è segreto e non ce lo dice nessuno. E Google ha un aspetto estremamente poco pericoloso, estremamente insignificante, estremamente pacifista, estremamente buono. Molto più di Facebook, per esempio, che sembra ancora più cattivo, ma che a volte è quasi più onesto nel dirti che ti prende tutto quello che gli dai in pasto. Anche se poi studiano l'ora in cui giochi ai videogiochi, studiano quanto tempo stai sui videogiochi. L'IBM, per esempio, negli Stati Uniti, fa firmare ai suoi collaboratori, ai suoi dipendenti, un'autorizzazione in cui l'IBM autorizza i propri dipendenti a usare i computer e andare su internet come, quando vogliono. Ma loro prendono tutti i dati e studiano i flussi di lavoro e cercano di spiegarli come algoritmi. Questo lo possiamo anche accettare, basta che si sappia. Ma poi ci mettiamo in casa un robot che fa le pulizie, poi ci mettiamo un robot con una telecamera, poi ci mettiamo robot che iniziano ad aiutarci, macchine robotiche che sanno il nostro percorso, che sanno i nostri gusti, che sanno cosa ci piace, che vivono insieme a noi. Bene, se non prepariamo le future generazioni a sapere che queste macchine sono connesse con internet, gestiranno le informazioni in maniera che noi dobbiamo conoscere, noi dobbiamo far sì che i giovani sappiano riconoscere in queste macchine questa possibilità. E poi è giusto usarlo. Io sono il primo, ho il telefono sempre geolocalizzato, qui chiunque potrebbe sapere dove sono, ma l'ho scelto e allora può anche andarmi bene. Bisogna stare attenti quando questa scelta non è consapevole. E allora è proprio per questo che portiamo la robotica nelle scuole, è proprio per questo che cerchiamo di bussare di porta in porta. Io non sono cattolico, non sono religioso, ma c'è un metodo che io chiamo il metodo di San Paolo, che ha consentito alla religione cattolica di crescere molto, perché San Paolo faceva quelle famose lettere, andava di porta in porta a bussare, a spiegare la religione e poi teneva relazioni. San Paolo è stato il primo utilizzatore di internet, il primo creatore di internet in qualche modo. E noi stiamo facendo proprio così, bussiamo di porta in porta e tanti docenti iniziano a spiegare ai loro ragazzi che cosa sono i robot, come si programmano, come si usano. E questa è la nostra speranza qui, creare generazioni che possano utilizzare il dubbio nella loro crescita. E allora per salutarvi cerco il finale di un libro molto bello. La preside mi dirà che non ho ancora fatto vedere un robot. Siete così tanti che se poi venite qua ve li faccio vedere per salutarci, ok? Sono robot didattici, non sono robot di ricerca, quindi niente di straordinario. La frase la vado a cercare, ma intanto vi dico il libro che è molto bello, si chiama Introduzione alla cibernetica di Norbert Wiener. È un libro che ha un sottotitolo ancora più bello che si chiama L'uso umano dell'essere umano. E Norbert Wiener nessuno lo conosce, ma qualcuno di voi lo conosce? Pochi lo conoscono. No. È un po' il padre della robotica, che anche i robotici non conoscono, proprio perché nei suoi libri, dal 1950 in poi, parlava di etica e tecnologia. Lo faceva anche Galileo Galilei, lo facevano in tanti, avevano in tanti questo vizio. Ho parlato di macchine, così conclude, anche oggi, per 2 ore vi abbiamo tenuto qua a parlare di macchine. Ho parlato di macchine, ma non soltanto di macchine che possiedono cervelli di ottoni e muscoli di ferro. Allorché le persone umane sono organizzate nel sistema che li impiega, non secondo le loro piene facoltà di essere umani responsabili, ma come altrettanti ingranaggi, leve e connessioni,
non ha molta importanza il fatto che la loro materia prima sia costituita da carne e da sangue. Ciò che è usato come un elemento in una macchina è un elemento nella macchina. E allora spieghiamo cosa sono i robot ai giovani affinché le future generazioni non conoscano il pericolo di essere confusi con delle macchine e di essere utilizzati come degli schiavi. E con questo ho finito, poi se volete potete venire qua, vi faccio vedere funzionare 2 o 3 robot sulla scrivania.